Rieccoci qua, buonasera a tutti voi che siete collegati in un'altra puntata numero 13 in questo lunedì 12 febbraio della Padel TV, oggi con ospiti, come potete già vedere, prima di presentarvi, ospiti veramente di lusso. Ma come abbiamo già deciso di iniziare quest'anno 2024 con tutte queste novità che vi abbiamo presentate anche sui nostri social. Prima di presentare a tutte queste figure che state vedendo nel vostro schermo, noi cominceremo subito veloce con la rassegna stampa delle cose che un po' ci ha lasciato indietro questo weekend, perché anche se ancora non ha cominciato il circuito ufficiale come è il Premier Padel, già qualche torneo si sta giocando come ha successo il weekend scorso a Miami, un torneo organizzato nell'America, dove è stato ovviamente tipo amichevole, però che almeno ci ha lasciato uno dei punti più belli sicuramente dell'anno, che adesso Franci, tutta la regia, ci farà anche vedere. Quindi quando vuoi, Franci, cominciamo a vedere i video di questa rassegna stampa di quello che è successo nella Racer Padel Cup a Miami questo weekend. Lo presentiamo e cominciamo a vedere qualche immagine di questo, dove si sono sfidate due squadre, la squadra vincitrice che è stato il team Miami, e poi la squadra che è arrivata nella seconda posizione, che è stato il team Reserve, ma con i diversi integranti. Ovviamente il team Miami lo ha fatto con Cingotto, Maxi Sanchez, Alex Ruiz, Momo Gonzalez, Juan Tello, Juan Martín Díaz, anche Martin Di Nenno e Franco Stupasuk. Intanto il team Reserve sono scesi in campo John Sanz, Juan Lebron, Salo Rubio, Javi Garrido, Mike Yanguas, Coqui Nieto e Ale Galan, per questo torneino organizzato da gente che ama il padel e che voleva avere questi giocatori in campo, no? Lo abbiamo fra al video? Ecco. Oh! Look at that from Ale Galan. Let me take you to a place I know you wanna go. It's a good life. Bene, abbiamo visto qualche immagine di quello che ci ha lasciato indietro, come vi ho detto prima, la Racer Padel Cup a Miami, e anche quello che sta succedendo in Spagna, che è un nuovo circuito, il circuito emergente, come lo è l'ultima It Padel Tour, un circuito che ancora non si sa bene come funzionerà. Si dice che conterà con 12 tappe sempre in Spagna, più 2 internazionali, un Master Final. La verità è che ha già cominciato, sta succedendo la prima tappa in La Coruña, e quindi sicuramente in settimana avremo più novità di questo circuito emergente, che non c'è niente che vedere con il Premier Padel, che inizierà tra pochissimo con la prima tappa a Riyadh. Noi cominciamo a presentare anche alle nostre ospiti di lusso. Abbiamo l'onore, il piacere enorme sinceramente di presentare a Gemma Triai, che oggi ci farà compagnia. Parleremo un pochettino anche di padel, del suo momento, dei suoi obiettivi, un po' della sua carriera, che ci incuriosisce tantissimo, e parlare con una campionessa, con una numero 1 al mondo, sebbene oggi occupa il numero 3 del ranking mondiale del Premier Padel, ma per tanti come noi pensiamo che ancora è la numero 1
al mondo. Gemma, buonasera, buenas noches, ¿cómo estás? Y bienvenida. Buonasera, come stai? Parli molto bene l'italiano, me l'hanno detto i colleghi, mi hanno detto la Parlo gente che, un pochino. che ti circonda un pochettino. Grazie mille di essere qua e darci questo tempo che sicuramente è lo più valioso, no? Grazie a voi. Anche con noi, nella stessa finestra, Carolina Orsi, il nostro orgoglio tricolore, giocatrice World Padel Tour, Premier Padel, numero 27 al mondo oggi nella classifica Premier. Caro, innanzitutto grazie anche a te di esserci, per noi, come lo diciamo sempre, non ci facciamo mancare occasione per dire che sei la giocatrice di padel più influente, diciamo, di questo paese, e averti anche ci fa tantissimo piacere. Grazie a voi, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io lo unico che vi chiedo è che sentitevi come a casa, perché sicuramente parleremo, non sarò solo io a parlare, ci saranno anche gli altri ospiti che adesso presentiamo. Vado e continuo con le donne, ovviamente, lascio a Simo per ultimo. Quindi Cristina Molinari, mental coach, scrittrice di 2 libri che adesso ci racconterà anche. Cristina fa un lavoro molto molto interessante anche nel padel, e avere 2 campionesse e un maestro nazionale della FITP sicuramente possiamo parlare molto molto bene di quello che fai fuori il campo di gioco, che in questo periodo dello sport è molto importante. Come stai, Cri? Benvenuta. Molto bene, grazie. È un piacere per me essere qui. Buonasera a tutti e non vedo l'ora di fare questa bella chiacchierata. Beh, io vi tratto di Cri, di Caro, di Gemma, di Simo, perché sono fatto così, però se a qualcuno gli dà fastidio, potete dirlo tranquillamente che parliamo per il nome, anche se volete per il cognome. Non credo sia il caso, però può essere, no? Grazie Cri. Simo, un amico della casa, collega anche, Simone Salernitano, maestro nazionale, FITP, un punto di riferimento in quello che è la Lombardia, fiduciario anche della FITP, un lavoro interessante non solo in campo, se no anche online con diversi corsi che ha messo in piattaforma, anche con altri colleghi. Quindi Simo, benvenuto, è anche un piacere averti e poter parlare di padel completamente. Grazie Emi e buonasera a tutti. Come stai, Simo? Tutto bene? Bene, dai, bene. Dopo tante ore di campo oggi, però come sempre. Infatti bene. te lo chiedevo per quello. Bene, io comincio un pochettino con una carrellata di domande, di risposte, potete interrompere, potete anche fare voi le domande, quindi non è nessun tipo di problema. Comincio per prima con Gemma. Gemma, chiederti, no, un pochettino qual è stata la tua più grande fonte di ispirazione per giocare a padel, e una volta che sei qua dentro, a chi magari hai guardato di più, no? Guarda, io giocavo a tennis, quindi non ho avuto l'ispirazione per il padel. Simplemente io volevo fare qualcosa di sport dopo lasciare il tennis, e quindi come es parecido? È nata Apparso il assorta. padel. Sì, è apparso. Apparso il padel, quindi dopo è vero che per me le gemelle magari mi piacevano tanto, quindi magari loro hanno stato un referente quando ho cominciato. Prima in off di record ci hai detto che magari il tuo italiano non era molto buono, infatti tutto il contrario, cioè No, tutto il no, contrario, possiamo parlare ho tranquillamente in italiano. bisogno un possiamo pochino di parlare aiuta con Caro, però. Caro, già che Gemma ha toccato un pochettino il tema del tennis, anche tu sei nata come giocatrice di tennis, oggi trovarti nella posizione numero 27 del ranking mondiale, essere stata campionessa con la maglia azzurra, rappresentare tante giocatrici italiane, cosa vuol dire? Cosa significa per te questo traguardo? E che sicuramente sarà un traguardo che potrai lasciare anche sulla spalla per continuare ad andare su, no? Ma io sono solo che orgogliosa e felice, magari non ci avevo pensato così, come mi hai fatto tu la domanda, non ci avevo pensato, però no, sono contenta nel senso di essere comunque
una persona a cui magari le ragazze, i primi futuri padellisti, no, si possano ispirare guardando me, guardando anche le altre ragazze, no, che sono anche con me in nazionale. È bellissimo, nel senso io sempre cerco di dare il meglio di me, appunto, affinché soprattutto i giovani che a quest'oggi secondo me mancano un po', perché ci vuole un po' di tempo, ci vuole il tempo necessario per farli crescere. So che c'è una buona nazionale, però alla fine ancora manca un po' di tempo e ripeto, io sono contentissima di essere qui, di svolgere il lavoro che sto facendo e se è una cosa positiva per i giovani, ben venga. Ma Caro, tu quanto, ti sei trasferita... Dimmi, Gemma. quanto parla Carol? Ah, non lo so, quello magari lo sai tu, più di noi. Io però è la prima volta che Io? sto parlando con Caro, quindi sono anche Incredibile. Vabbè, contento. perché la Cioè, domanda è Sì, generica, sì, nel sì. senso quindi posso spaziare un po' da tutte le parti. tutto quello che volete. Perfetto. Tutto quello che volete. Già, mi hai fatto dimenticare l'altra domanda che perché Ecco. sono anche un po' teso, cioè avere Gemma Triai e Carolina Orsi di fronte a noi, penso che anche per Simo e per Cristina non è di tutti i giorni, quindi ragazzi, cioè Cri, Simo, partecipate anche voi, cioè potete anche chiedere tante cose, no? Intanto mi sono ricordato, Caro, ti sei trasferita in Spagna da quanto tempo? Perché hai deciso di farlo e come ti trovi? Quali sono le differenze che oggi, cioè, trovi con l'Italia, no? Detta da te. Bella domanda. Sì, io sono qui, ho deciso di spostarmi per allenarmi a Madrid perché ad oggi, dal 2021 che mi alleno qui e beh, alla fine le differenze sono abbastanza ovvie, almeno al momento. Ripeto, come ho detto prima, è una questione di tempo. Noi in Italia abbiamo, secondo me, delle bellissime strutture, non manca assolutamente niente a livello proprio di strutture, di campi, cioè a parte la crescita esponenziale che stiamo avendo, però manca appunto mancano i maestri, manca l'esperienza e che quella te la dà il tempo, ovviamente. Mancano ancora le strutture, l'organizzazione delle strutture, la metodologia che ovviamente qui in Spagna non c'è. Io tante volte sento, parlo anche con anche altre piccole giocatrici, manca quando si vengono ad allenare qua, che fanno degli allenamenti qua, manca l'intensità, manca il ritmo, ma perché? Perché magari lo sparring, diciamo così, con il quale ti alleni, magari appunto non gioca 2 colpi perché viene dal tennis, 2 colpi poi la tira fuori. Quindi lì manca l'intensità, manca tutto e anche il maestro Manca comunque capire che un po' il gioco, gioco. certo, manca capire il gioco, la mentalità. È chiaro che lì il maestro, se tu fai così, qui almeno in Spagna, almeno dove siamo noi, cioè ti dice subito no, metti 3, 10, 15 palle dentro e poi magari questa te la giochi, Esatto. no? Nel senso, ci vuole anche un po' di questo pugno di ferro, che non è in realtà un pugno di ferro, ma è semplicemente una metodologia, no? E che ovviamente in Spagna c'è da tantissimo tempo. Cioè io sono arrivata che non è che lo sapevano già, c'erano queste persone che lo sanno già anche fin da piccoli, no? Già ti insegnano questa cosa. Ma come a tennis, come in tutti gli sport, no? Benissimo, cioè, guarda che mi hai dato anche piede per parlare con Simo perché è giusto e io coincido con te che mancano soprattutto i maestri, soprattutto nella età dove si sviluppa tutto, cioè dagli 8 anni fino ai 15-16, è lì l'età più delicata, diciamo, non solo del padre, sino di tutti gli sport. E Simo sono certo perché lo conosco, infatti adesso ti chiedo Simo come ti sei iniziato, quando ti sei iniziato e quali sono le competenze chiavi, no, che per te un giocatore dovrebbe avere per giocare a padel e anche un maestro per insegnare padel. Simo, sei maestro nazionale, so tutto il percorso che stai facendo e oggi sei un punto di riferimento a Milano e soprattutto anche con le donne, cioè ti vedo lavorare tantissimo con le donne, hai un gruppo molto importante, molto bello di donne che si stanno approcciando a questo sport e questo sicuramente non è, cioè è molto bello anche per te, no? Sì, sì, assolutamente. Diciamo che io ho iniziato con il padel
8 anni fa circa, quindi comunque per l'Italia abbastanza presto. Ho fatto anch'io la mia esperienza in Spagna, a Barcellona. Tra l'altro quando io ero a Barcellona c'era anche Gemma che si allenava con Marcela Ferrari. Io in quel periodo ero lì, sono diventato istruttore in federazione catalana e già rispetto a quello che diceva Carolina, 5 anni fa c'era ancora molta più differenza rispetto ad oggi. Oggi già un pochino, qualche passo in avanti lo abbiamo fatto, ma sicuramente siamo ancora molto, molto lontani da quello che è la realtà spagnola. Diciamo che la cosa fondamentale per me, appunto, mi accodo al discorso che facevate, è quello di la formazione soprattutto dei maestri, nel senso che ad oggi di figure competenti sono poche, però chiaramente questo è un processo che va a migliorarsi con il tempo, quindi più andiamo avanti, più i maestri hanno voglia di migliorare, di crescere e di diventare appunto al pari di quello che è la Spagna o di quello che è anche il tennis in Italia. E quello è il presupposto principale per poter lavorare bene e chiaramente poi abbiamo anche bisogno appunto delle strutture che ci consentono di poter fare tutto in maniera corretta per poter creare delle accademie, dei metodi e soprattutto delle scuole che ad oggi in Italia purtroppo sono ancora molto carenti, cioè nel senso che noi ci proviamo, Emi lo sai benissimo, comunque noi ci conosciamo abbastanza bene, proviamo a fare qualcosa appunto a partire dai bambini, però diciamo che è un percorso che secondo me chiede ancora qualche anno di tempo, anche da parte dei genitori che portano i bambini a giocare a padel, comunque il processo è ancora un po' lungo, però diciamo che da parte nostra sicuramente c'è l'impegno di provare a trasmettere qualcosa a quelli che sono gli allievi e sia piccoli che grandi, a quelli che sono i nuovi maestri, chiaramente con tutta l'umiltà del mondo di continuare ad apprendere ed imparare anche noi, perché siamo ancora... Sì, quello non si finisce mai. Assolutamente. Nessuno... Guarda, io credo che oggi sia una puntata straordinaria perché possiamo parlare di tutto. Abbiamo 2 giocatrici professionisti, abbiamo un maestro nazionale e voglio mettermi anche in quest'area che è fondamentale, che va di la mano di tutto. Sicuramente me lo potete confermare o no, Caro e Gemma, che è il mental coach, che si è cominciato negli ultimi anni a vedere tantissimo e oggi io credo che soprattutto tutti i giocatori o giocatrici professionisti devono avere un mental coach nella loro squadra. Cristina, come sei diventata mental coach? Prima di parlare anche dei tuoi 2 libri, ma raccontaci un pochettino il tuo percorso. Perché nel padel? Perché hai deciso il padel? Allora, io vengo dal mondo della crescita personale e della formazione, quindi ero già una trainer, facevo eventi e formazione uno a tanti e ho deciso di specializzarmi con 3 master in sport mental coaching e 1 in psicologia dello sport, perché credo che sia molto importante per gli atleti avere un allenatore mentale che insieme all'allenatore tecnico e al preparatore atletico porti avanti un progetto di crescita e crei per loro e insieme a loro un processo vero e proprio. Ho scelto di verticalizzare il mio messaggio sul padel perché nel mio piccolo a livello super amatoriale anche io gioco a padel, mi sono appassionata tantissimo a questo sport perché credo che sia uno sport che riflette esattamente le dinamiche che incontriamo nella nostra vita, accelerate ai 100 all'ora. Quindi il primo libro che io ho scritto, che è Padel metafora di vita, si basa su un presupposto, che quello che io agisco in campo è lo stesso che agisco nella vita. Però in campo tutto è accelerato, c'è la pressione della gara, il desiderio di vincere, il desiderio di dimostrare anche il proprio valore e quindi tutto avviene più velocemente, per cui lavorare su quelle dinamiche in campo mi permette di migliorare la mia performance sportiva, ma anche di portarmi lo stesso miglioramento fuori dal campo nella vita di tutti i giorni. Impeccabile. Uno quando parla di mental coach o sente parlare di mental coach o del psicologo, dello sport, uno sempre associa ai momenti più difficili, no? Quindi Gemma e Caro, come avete affrontato, come affrontate i vostri problemi più difficili dentro il campo di gioco? E mi potete dire sì o no, lavorate con un mental coach, con una mental coach,
come la relazione che avete con il mental coach e con la situazione dei momenti più difficili in campo, che non è che solo sono spesso, sino che trascorrono molto, molto insieme, no? Guarda, io penso che sì, che è imprescindibile avere un mental coach, psicologo, ehm, per questo, no? Per intentare, come si deve intentare? E nel padel soprattutto perché alla fine il tennis stai tu solo e è difficile da gestire le emozioni, tutto, però qui anche devi parlare, comunicarti con il tuo compagno, che questo è ancora più difficile. Quindi come facciamo per gestire le cose, le difficoltà? Guarda, lavorando. Alla fine questo è anche quando ti alleni a padel è un lavoro, qui è lavorare la mente, tanto individualmente come con la coppia, sì, e anche con l'allenatore. Questo è un sport de tre, de tanti, perché alla fine non solamente è il psicologo, c'è anche il nutrizionista, il preparatore fisico, quindi sei due, sei te e la tua compagna, però alla fine è un lavoro di tutti. E tu ora hablare. Comunque per un istante, caro, ho pensato che la fermavi e le dicevi: ma quanto parla Gematriali? Oddio mio. No, no, scherzando. Caro, penso che un po' la pensi uguale, no? Sì, 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 io la penso esattamente uguale. È un tema questo della psicologia e il mental coach che alla fine si lascia un po' alla fine, no? Perché non lo so, magari da piccoli che fai? Mandi dal mental coach il bambino che fa sport, dico, no? Sì. Oppure nelle scuole, magari facciamo il riferimento adesso alla scuola tennis, che c'è lo psicologo. No, cioè non ce lo mandi perché magari ancora ad oggi non lo so se a livello proprio convenzionale, no, oddio lo psicologo, ancora c'è qualche no, qualche filosofia, no, di questo tipo e invece in realtà, come ha detto Gem, è proprio un allenamento della mente, soprattutto poi in campo sportivo oltre che a livello personale, no? Perché tutti noi abbiamo e subiamo delle esperienze più o meno positive che ovviamente vanno analizzate per migliorarci perché poi si tratta di quello, tu vai in palestra per migliorare la forza e vai dallo psicologo per migliorare la mente e per ovviamente vivere meglio Gestire e gestire emozioni emozione. perché ovviamente quando uno sta in coppia, sta in pubblico deve comunque Sapere che migliorare. ha bisogno la tua compagna, sapere Sì. che ho bisogno io e come è tutto un Sì, tutto sono tante tematiche, Insieme. che ovviamente sì, sono tante tematiche che vanno affrontate. Quindi, secondo me è una cosa importantissima, che come ho detto, magari viene tralasciata, però se tu parli anche, quando fai formazione, no? Che io ovviamente l'ho fatta a livello tennistico, ma mi immagino perché sono stata allenatrice, no? Di tennis. E immagino si fa anche a livello del padel, cioè tu dici l'allenamento del padel qual è? Tecnica, tattica, fisico e mente. Tu, no? Cioè Simo, tu che hai fatto maestro nazionale, sicuramente ci saranno queste 4 macro aree, no? Quindi è chiaro che anche secondo me a livello di insegnamento ci deve essere, ovviamente da piccolini un po' meno, perché tutto lo sviluppo emozionale è molto più soft, no? Più facile, però man mano che uno cresce, secondo me deve mettere una parte mentale che deve allenare per competere al meglio possibile, come facciamo noi. Forse da piccolino è più indiretto, ma comunque c'è in un modo o in un Certo, sì, altro. sì, esatto, devono ancora capire, cioè ovviamente più indiretto, cioè si saranno sicuramente delle tecniche molto più tranquille, ma non so se sono tecniche, però ci saranno proprio dei sistemi più y tranquilli. seguramente adesso de cada vez habrá más. Sì, 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 Empezarán antes, sì, cominceranno prima, sì, cominceranno prima, sicuro. ma anche con gli esercizi, no? Facendo il mini tennis, mini paddle, che ci sarà il mini paddle, no?
quando Sì, tu sì, crei al assolutamente. bambino il mini campo da padel, metti la mini retina, lui già psicologicamente sta lavorando, perché invece trovarsi nel padel, nel campo enorme, secondo me lì già, oddio, si vede come, oddio, ma cos'è un castello? Come faccio? Non ci arrivo, no? Cioè, quindi lì sono queste piccole tecniche indirette, come dicevi tu, Simo, no? Che Sì, invece al esatto. bambino sono la mini racchettina, la pallina sgonfia, così lui si vede, no? A sua dimensione. Quindi tutto Ma anche lo questo stesso esercizio, gioco comunque che diventa certo, appunto un gioco mentale. esatto. Cioè l'apprendere giocando, no, al bambino Esatto. è molto su questa cosa qui a livello di divertimento. Poi piano piano cresce e via. Quindi no, per riassumere, perché io dice parlo troppo, però, però, no, però sì, abbiamo un mental coach che ci sentiamo, non ti dico quotidianamente, però certo che ci sentiamo, viene a vedere gli allenamenti, si parla individualmente di coppia con l'allenatore, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sì. benissimo. Io adesso due domande, una per Cristina e un'altra per Simo. Comincio con Cri. Cri, quando si parla di psicologia dello sport o psicologo dello sport, è lo stesso che di parlare di mental coach o sono due Sono due professionisti figure che diversamente? sono due figure professionali che si possono sovrapporre, nel senso che lo psicologo può essere mental coach, il mental coach può essere psicologo, non necessariamente si sovrappongono. Un esempio che io faccio sempre è questo, è come andare a comprare la pizza in pizzeria dal pizzaiolo o andarla a comprare in panetteria dal panettiere. Tutti e due fanno la pizza e possono fare la pizza, ma fanno due lavori diversi, nel senso che lo psicologo ha come focus la risoluzione di problematiche e il lavoro sulla performance. Il mental coach ha come focus l'esplosione del potenziale e il miglioramento della performance. Quindi il miglioramento della performance è in comune. Il mental coach lavora più sul potenziale, lo psicologo più sulle risoluzioni. Ok. Alcuni sono sia psicologi che mental coach. Perfetto. Simo, ma invece a te quando ti tocca gestire una panchina con giocatori o giocatrici, ma come fai a capire questi momenti e come coach in quel momento come fai a gestirlo? Ma io credo che comunque di base ci debba essere un rapporto umano innanzitutto con il tuo atleta e quindi comunque una cosa abbastanza soggettiva, quindi bisogna essere bravi a gestire i momenti a seconda della persona che hai davanti, no, perché comunque, cambia di persona in persona, ognuno può essere preso, sai come dover prendere il tuo atleta, no, quindi credo sia abbastanza soggettivo e devi sapere quando è il momento di dire qualcosa di tecnico, quando è il momento di dire qualcosa di più mentale e psicologico che possa aiutarlo a comunque andare avanti durante il momento delicato della partita, no? Benissimo. Simo, continuo un pochettino con te che vorrei che ci raccontassi un pochettino anche le cose che state facendo con Envy Padel e avete un corso anche online, quindi fateci capire anche cosa vuol dire essere maestro in campo e anche utilizzare queste nuove tecnologie per aiutare o mettere insieme qualcosa, no? Certo, diciamo sì, l'obiettivo è quello proprio di aiutare soprattutto gli amatori, però in parte anche alla fine è diretto anche a degli istruttori che comunque seguono per poter imparare. Ehm, è un progetto che abbiamo iniziato circa 2 anni fa ormai, che all'inizio per me era comunque abbastanza una scommessa, per tutti era una scommessa, ad oggi è diventata una realtà abbastanza seguita. Infatti l'anno scorso, un annetto fa, abbiamo lanciato il primo videocorso, che è un videocorso basato prettamente sulla tattica, quindi sono circa 50 lezioni di tattica specifica, tutte le situazioni di gioco, appunto a livello chiaramente amatoriale, quello che può essere utile per un amatore, e quest'anno ne abbiamo fatto qualche mese fa un altro incentrato solo sulla difesa, quindi tutto ciò che riguarda la difesa a livello amatoriale. Quindi andiamo ad analizzare sia per quanto riguarda la teoria, ma sia anche per quanto riguarda appunto la pratica, facciamo vedere delle azioni
pratiche in campo e anche alcune azioni tattiche con la lavagnetta, dove spiego, secondo quello che è la mia esperienza e quello che è il mio metodo, cosa dovrebbe fare un amatore per affrontare determinate situazioni di gioco. Intanto Quindi anche noi abbiamo il video di presentazione, così facciamo vedere cosa fate e che state facendo con NBA Padel. Andiamo. sono Simone Salernitano, maestro nazionale FITP e istruttore per la Federazione Catalana di Padel. In questo video ti spiegherò brevemente che cos'è Difesa Pro, per chi è e che contenuti troverai all'interno dell'area membri. Difesa Pro è il nuovo corso della MVP Academy che ti insegna come nel padel la difesa è il migliore attacco, in maniera pratica e funzionale al tuo padel. All'interno di Difesa Pro troverai moltissime nozioni tecniche e tattiche che ti permetteranno di migliorare il tuo gioco. Abbiamo realizzato il tutto simulando vere azioni in campo che ti permetteranno di capire come gestire ogni situazione di gioco. Difesa Pro è composto da 50 video lezioni e analizzeremo nello specifico difesa della doppia parete sia per il giocatore di destra che per il giocatore di sinistra, come uscire da una situazione di molta pressione analizzando situazioni di gioco reali, come passare dalla difesa all'attacco, il colpo più importante del padel, il pallonetto, tecnica e scelte specifiche, risposta al servizio, come e dove rispondere. Ci vediamo all'interno di Difesa Pro. Benissimo, qua abbiamo visto e sentito ovviamente una piccola parte di quello che state facendo con NBA Padel, che puoi anche condividerci come la gente fa a trovarlo e come si può iscrivere anche a questo corso online. Allora, NBA Padel è una pagina Instagram, quindi potete trovare sicuramente tutto lì e da lì c'è anche il link per accedere alla piattaforma dove poter accedere ai videocorsi, dove c'è sia una versione gratuita iniziale e poi dopo si può acquistare il videocorso se piace, se hanno voglia, diciamo, di approfondire il discorso. Benissimo. Gemma, torno con te, 2023 lungo, lunghissimo, con 2 circuiti in mezzo. Bah, no, in realtà per voi no, però sì, con tante tappe del World Padel Tour, Sud America. La verità è che è stato un anno impegnativo. Questo 2024 è appena iniziato, siete anche parte adesso di Premier, finalmente diventerà un solo circuito. Come hai deciso di affrontare questo 2024? Quali sono un pochettino i tuoi obiettivi? Io credo che, non conoscendoti personalmente, ma sì in campo, uno degli obiettivi sicuramente sarà tornare alla lotta per il numero uno, no? O no? Sì, 2023, un anno lunghissimo, larghissimo, aveva tanta voglia di finirlo, però quest'anno sono carica. Obiettivi. Primo, ho di obiettivi personale, penso che devo migliorare, devo fare cose di più, se voglio lottare per il posto questo che dici. Quindi Ma non ho nella testa adesso voglio un'altra volta il numero uno. Sì, lo voglio, certo che lo voglio, però so che primo devo avere un bel rapporto con la mia nuova compagna e devo gestire bene tante cose, devo tornare con quella fiducia che a me mi piace giocare, devo un'altra volta divertirmi, quindi primo sta tutto questo e dopo se questo funziona, magari ho la possibilità di lottare per il numero uno, numero due, non lo so. Ma lì credo che hai toccato due cose che ci interessa un po' tanto, perché stiamo parlando sempre di te sempre parlando di una campionessa, di una numero, io insisto, una numero uno al mondo. Hai detto devo migliorare, ma Gemma Triai in cosa deve migliorare? Perché uno che ti vede da fuori, Tantissime cose, mamma altri mia. giocatori che vedono questo sport, cioè precisamente cosa pensi che devi migliorare, no? Guarda, io sempre dico la stessa cosa. Se ho qualcosa da migliorare, meno male che ho cose da migliorare, se no ho un problema. Se no ho
Cose da migliorare, Cosa da vuol dire migliorare che sono vuol dire finita. che sono, sì, basta, Gemma solamente può andare abajo. Andare giù. Andare giù, e quindi sì, posso migliorare la difesa, posso migliorare anche spingere di più con la vibora, posso migliorare anche spingere con le smash, posso fare di più uscite di parete, posso fare anche lavori di destra a lungolinea, la vibora a lungolinea, quindi c'è tantissime cose che posso migliorare che non finisco. Quindi sì, questo a me mi piace tanto perché alla fine vado ogni giorno a allenarmi con voglia di migliorarmi. Poi è doveroso anche chiedertelo, hai cambiato compagna, sembrava che facevate tutto quest'anno di nuovo insieme a Marta Ortega, siete già iscritte a Riyadh e poi da Doha ci sarà Claudia Fernandez al tuo fianco, siete già iscritte lì. Cosa cerchi anche in Claudia, che è una giovane che sicuramente ti può dare anche tanto, no? Io penso che la parola è cerco tranquillità in me, nella mia compagna, nel team. Guarda, sì, io anche volevo cominciare la stagione con Marta, però alla fine cose che alla fine succedono, non vedeva che io poteva, Sì, sì, non vedevo. non vedevo che io poteva aiutarla a giocare bene, a Marta, e questo anche Condizionava. sì, mi condizionava a me a non giocare bene, quindi ho deciso di separare i cammini. Cammini? Strade, sì, sì. Quindi sì, Claudia è una crack, è piccolissima, però sarà top, mamma mia, come gioca questa ragazzina. Quindi ho fiducia da lei e della coppia che possiamo fare, però ti dico, adesso falta lavorare, conoscerci. Conoscerci. E dopo Beh, si vedrà se possiamo Essere lottare, competitivi. sì, essere competitiva con le top, però ho tanta voglia di farlo bene. Benissimo, benissimo. Intanto abbiamo anche un video tuo, dei tanti che ce ne sono anche noi abbiamo. Ok. Guardate. Got a feeling that I can't erase. It's just a feeling that I won't leave behind. 'Cause it's something that it's on my mind. And it goes like na na na, na got a feeling that I can't erase. It's just a feeling that Bene, un po' di te allenando un treno lì che va in avanti, quindi ti abbiamo visto anche un pochettino allenare nella padel TV. Caro, invece per te il tuo 2024 ti troverà insieme a Marina Lobo, partite come coppia numero 14, almeno in Doha e anche in Riyadh, se non sbaglio. Hai fatto un 2023 molto bello, dove ti abbiamo visto due o tre volte su Sky, anche Due. quello vuol dire che hai giocato quarti di finali, hai avuto la possibilità di competere anche con Patti a uno, cioè una giocatrice che uno dice Patti Storica. è anche padel, sinonimo di padel. Quindi penso che anche questo per te è stato importante, sicuramente ti ha portato maturità in questo sport. Il 2024 come lo affronterai? Ma io no, spero di affrontarlo come il 2023, nel senso che sì, come hai detto tu, è stato un anno positivo,
ho raggiunto tanti traguardi e obiettivamente mi sono divertita perché alla fine ho lavorato questi 2, 3 anni, per arrivare un po' a questi traguardi, no, quindi sono super contenta e soprattutto l'esperienza con Patti sì che mi ha dato tanto, sia a livello di gioco che a livello di come compagna e come padre in generale. È stata un'ottima maestra, peccato che sia stato per poco tempo. Però però vabbè, ci prendiamo il positivo anche del poco tempo. Ehm, e il 2024 niente, anche io ho una ragazza giovincella e quindi m'ha copiato, vabbè, me doveva copià, perché alla fine è andata così. Quindi puntiamo sulle giovani. Marina è una giocatrice piccola, 20 anni ed è veramente molto, molto brava, si è spostata a sinistra, e secondo me ha fatto bene perché ha degli ottimi colpi, cioè ha una velocità pazzesca, cioè tira fortissimo. Poi che manca c'è ancora un po' dell'incoscienza del giovane e questo sì, però secondo me maturerà tantissimo col passare degli anni, speriamo quest'anno sicuramente Jaume, però sì, sì, no, siamo super positive, stiamo facendo tutta la preparazione insieme, che questo non l'avevo mai fatto, da quando ho iniziato a giocare praticamente e devo dire che è una cosa super positiva allenarsi tutti i giorni con la compagna. E niente, quindi speriamo di replicare e di far meglio, del 2023. Benissimo, anche abbiamo preparato un video per te, caro. Guardiamolo e poi andiamo anche a parlare con Cristina e Simone. Benissimo. Ma che Anche... figa questa raghetta, vero? Gli piace un po' vedersi, no? No, no, a me piace la racchetta, capito? La racchetta che è la sua. Va bene, Sì, benissimo. no, bella, bella, bella. Comprate la racchetta Gemma. È la mia, che poi pure è la mia, È scusa. vero, è vero, la tua, Ecco. la tua. Sì, Io infatti. ti dico la tua. Sì. Infatti, adesso arriva il marchio quello lì con la CO anche sotto, dai. Lo cancello, faccio una X sopra e CO, capito? Che devono vendere quelle con la X e CO. Capito? Vabbè, va bene uguale. Beh, intanto tantissime persone collegate, io me ne stavo perdendo. Ale Budel, che puntata ragazzi, top. Anche la nostra collega Martina Caimi, puntata super ricca, vi guarda del tapirulano. Ah, ok, bene. Sta facendo esercizio e ci guarda, poi grandi ospiti, Ale Budel, Marchetto, Gemma, che consiglio puoi dare alle giovani padeliste per arrivare lontano oltre all'allenamento continuo, che poi me lo risponderai Gemma anche a questo, ma intanto voglio andare con Cristina e Cri, raccontaci un pochettino, perché i nomi sempre colpa del compagno, padel metafora di vita in questi due libri che hai deciso di scrivere e di regalarci, no? Per leggere. Allora, è sempre colpa del compagno, è il mio ultimo libro e nasce in realtà da un episodio anche buffo, perché quando ho scritto il mio primo libro l'ho regalato a un ex calciatore che lo ha aperto e mi ha detto oh ma qui c'è un errore, quindi io ho avuto un momento di sudore e ho detto oddio cosa... perché era un pezzo del libro in cui io parlavo del prendersi la responsabilità e lui mi diceva no perché al padel è sempre colpa del compagno, quindi il titolo è nato da questo e in questo libro parlo nello specifico dell'importanza di come noi parliamo a noi stessi e al nostro compagno, perché le parole che noi scegliamo per dipingere la situazione che stiamo vivendo in campo, bella o brutta, fanno sì che noi proviamo delle sensazioni
e queste sensazioni, se sono produttive, ci aiutano a giocare meglio, se sono improduttive, normalmente ci ostacolano. E in questo modo noi possiamo trasformare la nostra mente nel migliore alleato, scegliendo le parole migliori, oppure nel nostro peggior nemico. E quello è un problema, perché quando la nostra mente diventa un nostro nemico, noi non dobbiamo competere solo con le persone che sono al di là della rete, ma giochiamo una partita contro noi stessi e quella partita non la possiamo vincere in nessun modo. Quindi è molto importante saper riconoscere il nostro dialogo interno e imparare a gestirlo e a migliorarlo sempre di più, considerando che si tratta di un allenamento. Quindi il punto non è cambio tutto e lo faccio subito. Il punto è allenarsi esattamente come alleno i colpi, esattamente come alleno il corpo, per utilizzare un dialogo con noi stessi sempre più produttivo, sempre più utile al nostro scopo. Apparentemente dire devo vincere, voglio vincere, non devo perdere, non voglio perdere è la stessa cosa. Cioè, il punto è portarsi a casa la vittoria. In realtà, a seconda della frase che noi diciamo, apriamo 4 scenari totalmente differenti e dobbiamo imparare a capire qual è lo scenario migliore in base alla situazione che stiamo vivendo. Quindi esistono degli esercizi specifici che i giocatori allenano e in questo modo sviluppano un dialogo interno sempre più produttivo, i giocatori, ma anche tutti noi. Questo è valido in campo, ma è valido anche nella vita. Mentre Padel Metafora di Vita nasce dall'osservazione di come ciò che viviamo in campo è quello che viviamo fuori dal campo accelerato, amplificato. E quindi se impariamo a gestirlo all'interno del campo, lo impariamo a gestire al di fuori del campo e viceversa. Il punto è che nel campo è più immediato lavorarci, perché le dinamiche del gioco e della competizione fanno sì che abbassiamo le nostre sovrastrutture mentali, ci dimentichiamo che ci hanno insegnato che delle cose sono giuste, delle cose sono sbagliate, che non si urla, che non si sbatte la racchetta. In quel momento esprimiamo esattamente quello che ci passa dentro e quindi con un bravo allenatore, con un bravo mental coach, con il nostro staff possiamo lavorare su queste dinamiche e poi portarcele anche nella vita di tutti i giorni. Ma quali sono i principali errori che tu vedi spesso nei giocatori di padel dal punto di vista mentale e anche come affronti queste situazioni? Beh, il primo errore, diciamo l'errore quello più caldo, più sentito, è il fatto di non tollerare gli errori. Cioè il giocatore giustamente quando sbaglia non vorrebbe sbagliare e quindi tende a tollerare poco i propri errori e a pensarci. E che cosa succede? Nel momento in cui io sbaglio, il famoso errore gratuito, ok? In cui io sbaglio e poi continuo a pensare a quell'errore, nel frattempo il gioco va avanti e io infilo altri 2 o 3 errori, fino a quando succede qualcosa per cui riprendo e riprendo a giocare al mio meglio, comunque al mio livello di gioco. E questo è importante imparare a gestirlo, perché Certo. gli errori fanno parte del gioco. Non possiamo immaginare un atleta che non sbagli mai, ok? E rifiutare la possibilità di sbagliare è un grande limite. È come una cosa che dico sempre ai miei atleti, è come se scivolo sulle scale, mi siedo sul gradino e mi lamento che sono scivolata, ma non arriverò mai su o giù a seconda di dove devo andare, ok? Quindi questo è sicuramente un punto importante. Poi c'è tutta la gestione delle emozioni. Le emozioni che mi aiutano a fare bene, le emozioni che invece mi frenano. Molte persone credono che ci siano delle emozioni che sono in assoluto negative e in assoluto positive. In realtà le emozioni sono solo emozioni. È come io le gestisco, è quello che io me ne faccio di queste emozioni che fa la differenza. Quindi imparare a gestirle è molto importante perché nell'arco di una partita l'altalena delle emozioni a volte è veramente una montagna russa e io devo imparare a starci dentro a quelle emozioni e anche a cambiarle velocemente. Quindi questi sono i temi importanti a livello professionistico, a livello anche amatoriale, perché poi anche nel piccolo dell'amatore
la gestione emozionale è importante, è molto importante. Poi per gli atleti professionisti c'è tutta la parte di pressione esterna. Gioco, c'è un pubblico, c'è la telecronaca, ci sono i giornalisti. A noi sembra banale, però il giorno dopo c'è l'articolo sulla partita che ho giocato. Cosa dice quell'articolo? E io come gestisco il fatto che in quell'articolo appaio in un certo modo o in un altro modo? E queste sono cose che apparentemente sono fuori dal campo, però per un atleta è importante relazionarsi con l'opinione pubblica, non farsi magari condizionare troppo dall'opinione pubblica. È importante imparare a gestire il rapporto col compagno e con lo staff, quindi questi sono tutti piccoli tasselli del puzzle che vanno a comporre alla fine la performance. E il mio lavoro è affascinante perché noi lavoriamo sul miglioramento della performance, ma ogni atleta è prima di tutto una persona e quindi uno degli aspetti su cui io lavoro sempre tanto e che prima ha nominato anche Gemma è il divertimento. Gli atleti devono divertirsi per performare al loro meglio. A volte accade che quel divertimento che all'inizio era 1000, nel tempo diventa meno non perché non sia più divertente giocare, ma perché subentrano delle interferenze esterne, subentrano Prima, delle azioni. ma qua ti faccio una domanda perché io credo che anche sia una questione un pochettino borderline. Io coincido anche ovviamente che l'atleta si deve divertire in assoluto, ma quando un atleta, diciamo, si diverte di più e supera quella barriera tra il divertimento e la responsabilità, cosa succede? E quello non è più divertimento, quello è un eccesso di leggerezza Come si oppure gestisce? è sempre parte della gestione emozionale, perché quell'eccesso è un eccesso di emozioni non gestite. A volte l'atleta attraversa un periodo molto positivo in assoluto, quindi vince parecchio, sta giocando bene, sta performando bene, magari arrivano sponsor più importanti, arrivano interviste, una serie di segnali che dicono è tutto ok. In quel momento la gestione emozionale è altrettanto importante di quando è tutto non ok, perché è un attimo passare dal divertimento sano a troppa leggerezza, quindi a sottostimare magari le prossime sfide. Quindi lavorare con gli atleti nel mio lavoro è una questione di sottile equilibrio da mantenere senza eccedere nei picchi positivi e nei picchi negativi, ma Ni tanto ni trovando tampoco. Eh? Ni tanto ni tampoco. esatto. Quindi trovando un equilibrio con uno standard che permetta all'atleta di divertirsi, di stare bene e anche di performare al suo meglio. Perfetto, benissimo. Simo, passo con te, cioè ci sono sfuggiti 52 minuti di puntate in un attimo, vediamo se riusciamo ad avere qualche minutino in più perché voglio farle anche altre due domande a Caro e a Gemma, ma Simo... Qual è la domanda che mi hanno fatto a me? No, che domanda? Non Sì, so. una che aveva di Siamo di rispondere. nuovo? Ah, guarda. Ecco, ero sparito io. Mi hai sentito la domanda, Simo? No, No? Ok, no, a Simo le chiedevo qual è il tuo metodo, Simo, e come lo stai portando avanti e raccontaci un pochettino anche dei tuoi obiettivi anche per questo 2024. Io non ti sento, Emi. Non mi sente, Simo? Ok, vediamo di risolvere anche questo. Intanto, caro Gemma Crimi, mi sentite? Sì, Ok. La domanda era, sparito. Gemma, sparito. l'abbiamo tolto direttamente, no, adesso arriva, adesso Eliminato. ritorna. Adesso ritorna. Quale consiglio daresti alle piccole giocatrici
che vogliono diventare o che vorrebbero diventare professionisti di padel, oltre all'allenamento? La prima cosa, sempre dico la stessa cosa, è divertirci. Per me è tanto importante divertirsi e dopo hacer caso all'allenatore. Ascoltare l'allenatore. Ascoltare l'allenatore, non tanto ai suoi, magari quando stai lì giocando, lavorando, come chi manda, Chi comanda? sì, chi comanda in quel momento è l'allenatore, quindi questo è importante che è complicato ogni Cioè, tanto. credo quello che vuole dire secondo me è rispettare i ruoli. Cioè, Sì, se nel campo da padel c'è il maestro, capito? C'è certo. l'allenatore. Questo È una forse, rispettare il sì, è una ruolo, no? situazione difficile Sì, da è gestire difficile, quando si è certo. bambini. E dopo, guarda, sempre studiare, questo sì, però dopo gli piace tanto lo sport che intenta lottare per i suoi sogni e alla fine tutto è possibile, quindi io gli dico a tutti che si piace il padel avanti, divertirci e hacer caso. Molto bene. Caro, una domanda anche che magari conosciamo la risposta, ma maglia azzurra, campionessa, cosa si prova? No, è emozionantissimo, è un mix di emozioni, non ce n'è una, perché c'è quella prima durante la partita quando c'è il match point che vinci e quindi vabbè, lasci tutto, boh, ti cade un po' l'adrenalina, però poi ti risale perché c'hai il pubblico, l'inno, le cose, no, è bellissimo, è una cosa super emozionante. È diverso perché comunque sei in una squadra, in questo caso la squadra italiana, quindi è diverso che quando vinci una partita di un torneo, no? Però perché è molto più condivisa appunto con le tue compagne, che non è una sola, ma che sono di più, appunto con un po' tutto il paese che sta lì, che crede in te, che ti supporta, no? E quindi questo è bellissimo. Cioè, almeno l'ultima esperienza che abbiamo fatto a Cracovia è stata emozionante. Io ancora a Giorgia e le dico sempre, ogni tanto gli mando un messaggio a caso, ricordati che abbiamo vinto loro. Cioè, capito? Infatti. Cioè, così a caso, cioè, il messaggio, ricordati che abbiamo vinto loro, così, diciamo, si sveglia male, le mando sto messaggio e lei pure me lo manda. Sì, sì, sì. Questo è bello, veramente. Simo, cioè, voi che pensavate che avevamo tolto a Simo Sono la tornato. chiacchierata è di nuovo qua. Ti dicevo, ti chiedevo, raccontaci un pochettino del tuo metodo, come lo stai affrontando e quali sono i tuoi obiettivi per il 2024. Ma diciamo che l'obiettivo principale è quello di continuare a crescere, appunto, cercare di migliorare sia come maestro, sia come, diciamo, in quello che facciamo anche online, appunto, quel discorso lì, comunque sono ad oggi due discorsi un po' paralleli, che quindi sono due realtà differenti e quella che è online sicuramente continueremo a fare altre attività e cercare di apportare agli amatori e chissà se non anche a qualche istruttore qualche contenuto per poter crescere. Come obiettivi invece personali in campo, quindi diciamo nella quotidianità un po' più appunto di quello che facciamo tutti i giorni, è quello di cercare di aumentare il livello, diciamo, quindi comunque cercare di aum arrivare ad allenare giocatori di livello un po' più alto, aumentare il numero di giocatori di livello più alto che alleno, cercare di dedicarmi di più, mi ricollego al discorso di prima, a quella che è la scuola padel, i bambini comunque e tutti gli under, che comunque oltre il fatto che penso che sia una cosa giusta, è una cosa che mi piace anche fare, e quindi diciamo questi sono gli obiettivi principalmente, cercare di concentrarmi su questi aspetti qui e crescere e migliorare. Benissimo. Cri, invece te, cosa ti aspetti per il
2024, il tuo ruolo? Beh, nel mio ruolo mi aspetto tanto lavoro, amo davvero lavorare con gli atleti perché ogni volta che facciamo una sessione, che approfondiamo una difficoltà piuttosto che esploriamo il potenziale, si aprono degli scenari nuovi e io sono sempre molto curiosa, amo la farmi stupire, quindi sto seguendo diversi atleti, sto lavorando tanto, sto studiando perché credo che nel mio lavoro non si possa mai smettere di studiare, non si debba mai smettere di studiare per avere esercizi sempre nuovi, per avere strategie sempre nuove da applicare con gli atleti, perché quando si parla di coaching sportivo a volte si pensa a una sessione di conversazione, no? Io parlo, tu ascolti, poi tu parli e io ascolto. La verità invece è che si fanno un sacco di esercizi anche divertenti e quello che desidero sviluppare quest'anno è il lavoro con i più giovani. Sto lavorando con diversi atleti molto giovani, sono felice di questo perché prima parlavamo dei bambini, no? Delle scuole per i bambini, e quando si parla di allenamento mentale i bambini sono molto più veloci ad applicare rispetto a noi adulti perché hanno meno filtri, hanno meno esperienze e sono abituati ad apprendere continuativamente. Quindi quando si fanno gli esercizi con i bambini sempre sotto forma di gioco con loro, è molto bello vedere la rapidità con cui applicano e con cui si portano tutto quello che hanno esercitato sull'allenamento mentale poi nella prima partita con l'entusiasmo di vedere che cosa succede. Quindi vorrei quest'anno sviluppare in modo particolare il lavoro con i più giovani. Benissimo. Invece Gemma, abbiamo aperto con te questa serata, questa chiacchierata e sinceramente ti volevo fare una domanda molto, molto, molto personale, senza entrare ovviamente nella polemica nemmeno, ma io continuo a credere innanzitutto che sei la mia giocatrice preferita, ma mi costa vedere anche che non sei nel numero uno, perché sono cresciuto con te come numero uno, quindi mi è anche strano e c'è una cosa interna che dico, cioè, oggi la 3, però è anche la 1 in diversi motivi. Dalla separazione con Alejandra Salazar, che io mi chiedo ancora, no? Non vi vedete mai più insieme? C'è qualche possibilità di un ritorno? Cioè, senza entrare Non in lo so, polemica non lo nemmeno, so. però è una cosa molto personale perché quando hai detto che non giocavi più con Martita, dico, magari tornano con un obiettivo personale di tornare al numero uno, no? C'è anche una fantasia mia, no? Guarda, mai di mai, Mai no? dire mai. Mai dire mai, però non lo so, questo momento adesso no, magari, non lo so, è una domanda difficile che alla fine l'anno scorso io ho deciso di fare Cambio. il cambio per diversi motivi, però ci sta, è stata una epoca con Alejandra incredibile e magari non lo so se si può ripetere questo con un'altra giocatrice, però è stato bellissimo e ti dico, magari qualche giorno, non lo so, però per il momento ti dico no. Grazie mille per la risposta sincera. Tria Yorsi? Sono qui. Tre orsi Qui sì. su Italia. E l'Italia, Italia. nell'Aniene magari sì. Ah, sì, Ariene sì, va bene, ok. Dopo Ok. Premier Padel, per il momento diciamo di no. Vuole quelle più piccole, basta. Ah, ok. Chiaro, Ma anche tu chiaro. però, anche tu l'hai scelta Non piccola. ho chance, non ho chance, Ok, anche volendo non ho chance. va bene. Mai dire Eh, mai. ok, bene. Allora qualche finestrina lì, qualche raggio di sole si Aperto. Aperta. va bene. Gemma, Caro, Cri, Simo, grazie mille per il vostro tempo. Come dico sempre, il tempo che abbiamo è lo più valioso
averci qua oggi con noi è stato bellissimo. Grazie, Grazie a voi, un piacere. Grazie a Gra- voi. Grazie a Ciao, voi. piacere. Prima di andare via, Fra, tutto tuo, i contatti che abbiamo ovviamente anche con la Padel Tennis Expo. Eccoci qua. Come vi diciamo sempre alla fine di ogni puntata, potete seguirci sulla Padel TV, sulla Padel Tennis Expo, che è già stata, però